Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il disegno di legge in discussione alla Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, che mira ad agganciare il gettone dei consiglieri comunali siciliani agli aumenti degli stipendi di sindaci e assessori, ha suscitato le critiche del Codacons. L'organizzazione ha evidenziato come in un periodo di crisi economica per molti siciliani tali aumenti per i politici appaiono ingiustificati e sproporzionati. Per questo l'associazione ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti per verificare se ci siano sprechi di denaro pubblico a danno della collettività. È iniziata la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della Publiservizi di Catania. La notizia comunicata dai curatori giudiziali ieri sera ha causato una grande delusione fra i 333 dipendenti che avevano sperato in un'altra proroga fino a luglio prossimo. Il commissario straordinario aveva infatti richiesto un'ulteriore proroga per poter salvare il personale, come aveva confermato anche durante l'incontro in prefettura di mercoledì scorso. Adesso si prospetta la costituzione di un'azienda speciale che dovrebbe assorbire l'intero organico di Publiservizi. Il questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso un provvedimento di Daspo che impedisce l'accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento per 5 ragazzi di Termini Imerese nel Palermitano per un periodo che varia dai 12 ai 24 mesi. Questa decisione è stata presa dopo una violenta rissa che è avvenuta vicino a un bar nel centro della città. Durante la rissa sono stati lanciati anche oggetti come sedie e arredi da bar e ci sono stati inoltre 2 feriti da arma da taglio. Grazie ai sistemi di videosorveglianza la polizia è stata in grado di ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Il quartiere Cibali a Catania ospiterà un nuovo circolo sportivo che sorgerà su un terreno di 15.000 metri quadri, precedentemente gestito dalla criminalità organizzata e confiscato nel 2015 dalla Direzione Investigativa Antimafia. Il progetto del City Catania Sports Club, questo è il nome della struttura, è stato presentato questa mattina alla città. Il club offrirà uno spazio suddiviso in specifiche aree dedicate allo sport, allo svago e alla cultura, con ampi spazi all'aperto per ospitare diverse discipline, fra cui il padel, il calcio, il running e il fitness outdoor. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.